A Casarsa della Delizia è stato inaugurato il primo centro di riuso della provincia di Pordenone, dove si possono portare gli oggetti che non si usano più. Andrea Rinaldi. Salvare oggetti che altrimenti diventerebbero rifiuti. I residenti di Casarsa della Delizia potranno portare ogni sabato mobili, utensili, giocattoli ed altri beni in buono stato al nuovo centro del riuso del comune. La lista degli oggetti disponibili sarà consultabile sul sito di Ambiente Servizi, società a cui è stata affidata la gestione della struttura. In caso di interesse si potrà passare fisicamente al ritiro, procedura consentita anche ai non residenti di Casarsa. Per la provincia di Pordenone si tratta del primo centro del riuso realizzato sul territorio, una struttura da 600 metri quadrati progettata dal comune di Casarsa della Delizia e finanziata in gran parte dall'amministrazione regionale. Oggi si inaugura un centro che assieme ad altre realtà che sono qui accanto potrebbe essere denominata una cittadella della sostenibilità, perché unitamente al centro di riuso c'è accanto qui l'ecopiazzola e nel 2025 sempre qui in questa zona viene realizzato un centro di lavaggio per i mezzi agricoli che sarà il primo anche in regione. Il nuovo centro del riuso sarà anche un ulteriore stimolo rispetto ad una politica di sostenibilità ambientale da parte dei cittadini, per rafforzare il principio di responsabilità delle persone. Se ogni 3 mesi viene svuotato il magazzino vuol dire che il sistema funziona e potremo misurare quant'è il vantaggio di questa operazione. Il tema era far partire l'iniziativa.